L'Expo è arrivato alla 41esima edizione, però tutto è partito 50 anni fa dal Club dello Stropolo. Ci spiega un po' la storia? La storia è molto, vincolata alla Fondazione Enologica di Conegliano. È una storia di anteguerra, di ragazzi che studiavano l'enologia, che erano ospiti nelle case, perché allora non c'era il benessere di adesso, no? E festeggiavano l'ultimo anno del diploma con una festa che si chiama Veglionissimo dello Stropolo. E praticamente è andata avanti per diversi anni, poi è venuta la guerra, è cambiato un po' tutto, è andato avanti che il dopoguerra, negli anni 55-60 hanno cominciato a non farla più tra di loro. Allora noi che eravamo una compagnia qua di centro di Conegliano, che la chiamavamo qui del centro, abbiamo detto beh, lo facciamo noi Veglionissimi dello Stropolo, e li facevamo al Teatro Accademia. Ed è iniziata la nostra compagnia, si è formata e progressivamente abbiamo organizzato diverse manifestazioni, feste, adatte ai tempi. Abbiamo però organizzato subito delle feste importanti, 66, 67, 68, il microfono ai giovani con concorso, noi abbiamo avuto ospiti Corrado, Pippo Baudo, abbiamo avuto il Keep 84, Rock, tutti come il Festival di Sanremo. Poi i costi sono diventati proibitivi, abbiamo organizzato caccia al tesoro automobilisti nell'area, anche quello diventava un problema per il traffico, e abbiamo detto dobbiamo fare la tombola di beneficenza a favore dei servizi sociali. Per vendere biglietti alla tombola di beneficenza ho detto beh, perché non facciamo una mostra di auto, ed è nato così. Una città che è il simbolo della bellezza e della laboriosità del Veneto è la sede ideale per una manifestazione come questa. Ma assolutamente sì, oggi abbiamo all'Expo più di 100.000 persone tra le giornate di ieri e di oggi, è proprio il simbolo, come dicevi te, di una città meravigliosa, che è una città di cultura, d'arte, nella quale oggi vediamo esposte non solo macchine ma anche veri pezzi dell'orgoglio italiano. Abbiamo fatto il giro nei vari stand, dalla Ferrari al Mercedes all'altro, ma vedere le Ferrari che c'erano è veramente l'icona di stile e ci fa capire cos'è il Made in Italy. Gaia Maschio, vice sindaco di Conegliano, la piccola Emma che è in braccio è la testimonianza che questa è una manifestazione per famiglie. Sì, proprio ci teniamo a portare tutti i nostri piccoli anche a vivere la nostra città, e questa è un'altra occasione per appunto vivere Conegliano al meglio. Ho visto una città viva anch'io, piena di famiglie, di piccoli e uomini d'affari, insomma bello, vivo, e mi fa molto piacere vedere appunto il nostro territorio recepire così bene le manifestazioni di questa entità. Quando si parla di Expo di automobili non può mancare l'assessore ai trasporti. Sì, buongiorno a tutti. L'assessore ai trasporti dice che in questo momento la città vive i suoi fasti, come è giusto che sia, perché Conegliano deve essere caratterizzata da eventi come l'Expo, che ormai da 41 anni ci accompagna e ci rallegra, perché vedere tanta gente interessata a quello che viene fatto con l'Expo, ma soprattutto in una cittadina come Conegliano, fa molto piacere. Ad una festa come questa non poteva mancare il Presidente del Consiglio Comunale in rappresentanza di tutti i consiglieri. Sì, certo, sì, siamo qui anche con alcuni consiglieri che sono venuti a fare il giro dell'Expo delle auto, che ha avuto un successo mi pare strepitoso. Io ero qui stamattina, ho fatto un giro anche ieri, per cui c'è stato un afflusso di persone incredibile, e questo fa bene alla città, perché mi pare che siamo sull'ordine delle 100.000 persone che ogni anno vengono a visitare il nostro comune.
come si fa a garantire la sicurezza? La sicurezza si garantisce attraverso un piano della sicurezza, quindi ci sono delle norme che bisogna rispettare. Naturalmente l'organizzazione non è una cosa semplice e bisogna nel dettaglio prevedere tutti quelli che sono i rischi e adottare quelle misure di mitigazione del rischio. Devo dire che tutto finora è andato per il meglio, una grande risposta di pubblico e quindi anche il piano ha funzionato alla perfezione. Quando si parla di Francesco Carraro si parla di un pezzo di storia dell'automobilismo di Marca. Sì, è proprio un pezzo di storia perché siamo qua nel Trevigiano del 1985, credo sia 41 anni che siamo con questa mostra e dico sempre, dopo di questa mostra parte il mercato. Storia mia personale che ho cominciato a 14 anni come apprendista meccanico e oggi sono orgoglioso di portare avanti questa azienda perché è un'azienda tra le più importanti in Italia di Mercedes-Benz, più importante come ricambi, più importante come post vendita. L'Expo vuol dire anche l'ultima tecnologia dell'automobile, ma dove sta andando il mondo dell'automobile? Sembrerà strano perché molti forse per un discorso commerciale dicono che hanno le idee chiare, ma la verità è che nessuno ha le idee chiare di dove andremo. E pertanto ci sono delle aziende che hanno puntato magari solo sull'elettrico, altri che hanno puntato hanno eliminato i motori diesel. Mercedes per esempio, che è una grande azienda, ha puntato a tutte le strade, quindi svilupperà i motori diesel che siano sempre più ecologici, motori a benzina, le ibride, i plug-in e solo l'elettrico. Quindi il capo supremo di Mercedes, proprio in una recente riunione, ha detto: noi siamo pronti su tutte le strade, poi il futuro dirà qual è quella giusta e prenderemo quella. Dal Ponte Morandi di Genova all'Expo di Conegliano, i vigili del fuoco sono sempre presenti. Sì, buongiorno a tutti. Sono due situazioni ben diverse dove sul ponte di Genova, il Ponte Morandi, abbiamo lavorato una disgrazia troppo grande. Qui invece oggi siamo in piazza perché amiamo stare in mezzo alla gente e farci conoscere. Questo penso sia l'obiettivo che dobbiamo avere. Come vi spiegate questo enorme amore che la gente vi dimostra continuamente? Oggi è una giornata giusta, essere collocati all'interno dell'Expo di Conegliano e così facciamo conoscere i nostri mezzi e soprattutto ai bambini e alla gente che viene a trovarci. Lo vinciamo questo campionato europeo GT4? Domanda impegnativa, ma chiaramente ci metteremo il massimo e cerchiamo di portare a casa questo titolo. È il secondo anno che ci andiamo vicini, quest'anno siamo in vantaggio e quindi sì, direi proprio di sì, ci spero tanto.